Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in un posto magnifico. Siamo arrivati qui stamattina. Ero indeciso se filmare o meno. Della verità non avevo voglia. Oggi volevo prendermela un po' relax. Per alla fine ho pensato, cavolo, è un posto veramente troppo bello per non farvelo vedere. Ci troviamo in un'area picnic molto grande e molto ben attrezzata. Infatti abbiamo bracieri per fare il fuoco, fontanelle dell'acqua. Ci sono tantissimi punti qui è presente. Tavoli da picnic. L'ingresso al parco è libero, quindi ci tenevo molto a mostrarvelo perché se passate da queste parti dovete assolutamente fare un salto di qua. Questo è il parco Pavude, si trova poco più sud del paese di Bolottana. Si respira una bella arietta fresca. Infatti giù in Campidano o comunque in pianura c'è un caldo infernale. Qui ci sono almeno 15 gradi in meno. Di notte qui si dorme al fresco e con la copertina. Ora stiamo sparecchiando, l'idea è quella di spostarci verso un posto nuovo che ancora non abbiamo mai visitato. Dovrebbe esserci una foresta molto interessante. Ci vediamo tra poco. Ecco, approfitto per dire, se siete interessati a visitare luoghi come questo, ricordo che io ho creato una mia mappa nella quale sono stati inseriti tutti questi spottini magici. Insomma, se siete interessati ad averla, contattatemi, mandatemi una mail, magari vi lascio anche il link in cui vi spiego bene di cosa si tratta. Nel caso in cui foste interessati, contattatemi e vi fornirò tutte le info necessarie per poterla avere. È una mappa in cui potrete trovare facilmente luoghi di questo tipo. Per dire, adesso siamo a fine luglio, non c'è nessuno, fantastico. Solo natura, silenzio, fresco, tranquillità. Penso che non si possa desiderare di meglio in questo periodo. Qua in lontananza si inizia a intravedere il paesino di Burgos, un paesino molto particolare, e poi per la presenza del suo castello in cima a questo colle roccioso. Figata, là in fondo è visibile pure il Monte Corrasi, sopra Monte di Oliena, tanta roba. Non so se avete visto il video della nostra avventura al Monte Corrasi, nel dubbio ve lo lascio qua per chi volesse vederlo. Forse è una delle avventure più epiche fuoristradistiche con Johnny. Dopo circa una quindicina di chilometri di strada in salita mi sono accorto che effettivamente stiamo quasi per sbrodare perché siamo in riserva già inoltrata da un po'. Basterà, però insomma diciamo che ho fatto un po' la cazzata di non accorgermene prima, di non preoccuparmi prima di questa cosa, perché è una zona un po' wild, i paesi sono molto distanti l'uno dall'altro, non in tutti i paesini è presente la stazione di servizio. Cioè adesso ci basta per arrivare a destinazione, però poi spero che ci basti anche domani per andare via finché non troveremo una stazione di servizio. Qui uno dietro l'altro. Stiamo tenendo d'occhio anche la benzina. Siamo a metà della riserva. Infatti appena c'è discesa metto in folle. Abbiamo fatto una cazzata. Toccava preoccuparsi prima forse di questa cosa. Allora, qui siamo arrivati a un'area picnic. C'è un po' di gente. Non molta, ci sta, va benissimo. Dove eravamo prima non c'era nessuno. Però questa è tutta gente che poi se ne andrà via più tardi, credo. Cioè guarda che bello qua anche per allenarsi con la bici, fantastico. Ok, la strada continua. Minchia, che bello, wow. Sorgente d'acqua, tavoli da picnic. Fighissimo. Bel buco qua
Minchia, bel canale. Wow, ma di cosa stiamo parlando? Dai, che bello. Spettacolo, eh? Allora, alla fine siamo tornati indietro, dove c'è l'area picnic, c'è un po' di gente. Al momento è tutto abbastanza tranquillo, tranne un cane che abbaia. Non sento, devi vedere una cosa di marotto, devi essere da di fronte, devi essere. Ho appena visto il cartello, indica un nuraghe, proprio qui di fronte. Non riesco a capire quale possa essere il nuraghe. Cioè, questi boschi sono favolosi, mi piace veramente questo tipo di ambiente. Questi boschi muschiati, anche il tipo di roccia molto figo. Ok, qua sembra che ci sia una specie di scalinata. Si scivola. Che figata. Cioè, praticamente il nuraghe è stato costruito appoggiandosi a queste rocce. No, vabbè. Che bomba. Ma stai scherzando? Pauroso. Qua abbiamo una torre, una sorta di torre. Però non riesco a capire dove sia l'ingresso. Sicuramente esiste un ingresso, a meno che sia chiuso dalle pietre. Ecco, qua sembra... No, vabbè. Che cos'è sta merda? Cioè... È pieno di spazzatura. Ma stai scherzando? No, vabbè. Gente di merda. Gente di merda. Anche qua. Comunque si vede che è un nuraghe mezzo crollato. Infatti da qua mi sto arrampicando e c'è la possibilità di arrivare in cima alla torre. Ecco, si intravede qualcosa. Eccolo. È molto pericoloso ovviamente perché qua è tutto mezzo crollato. Non so se sia sicuro andare qua sopra. Potrebbe esserci il rischio di cadere giù. Figo, figo, figo. Eh sì, praticamente sono due torri. Sono una, però questa è stata chiusa dal crollo che c'è stato qua sopra. E poi una è quella. Sono due torri affiancate, niente di strano che poi più giù in profondità ci sia anche una porta che unisce una torre con l'altra. Ecco, salendo un po' più su rende meglio l'idea. Una torre qua, crollata. Qui invece sono sul tetto della torre centrale, mentre proprio qua sotto c'è il cortiletto che abbiamo visto prima. Quindi sicuramente questi erano tutti uniti uno con l'altro. Che figata, tra l'altro da qua c'è un panorama boh, pazzesco. Stavo guardando, stavo studiando questo spiazzo qua. Praticamente ecco, il nuraghe è là dietro, noi eravamo lassù. Stavo guardando che qui effettivamente c'è la possibilità anche di poter scendere con Johnny, potersi piazzare proprio qua al centro. Non sarebbe affatto male, solo noi e la natura, senza casino. L'unica cosa, lì c'è un ramo un po' basso, però è fattibile. Ora non so se ci sposteremo e se torneremo qua, però in ogni caso è un punto che inserirò sulla mappa perché magari se non ci veniamo oggi ci torneremo un'altra volta. È un punto che potrà tornare molto comodo. Ma che luce alle mie spalle, il sole che tramonta. Figata. Alla fine abbiamo deciso di spostarci e provare lo spottino visto poco fa, sia per una questione di avere luce domani perché qua è molto buio e soprattutto per il fatto che c'è un cane qua di questi ragazzi accampati in tenda che sta abbaiando in continuazione ed è un po'
un po' palloso. Loro lo usano per disancorarsi anche il Ma allora il passaggio critico sarà quello sotto i rami bassi, quindi magari Claudia proverà a sollevarli da fuori mentre io passo sotto. Sono rami grossi, quindi c'è il rischio di stracciare qualcosa. Eccoci qua. E soprattutto bisogna chiudere lo blog che l'abbiamo dimenticato aperto. Io controllo a sinistra, tu controlla quella parte. Quella? Ok. Vai tranquillo qua. A posto. Sì, perfetto. Ma tocca? No. Perfetto. Yeah, spot fighissimo. Missione compiuta. Non è servito neanche a sollevare il ramo, dato che l'altezza era giusta. Non me l'aspettavo. Figo, 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 figo. Quindi qua siamo solo noi, in silenzio, circondati da questa meraviglia. Il sole sta tramontando e niente cani che abbaiano, perché veramente quel cane sarebbe stato un incubo stanotte se fossimo rimasti giù. Pottino wild, che più wild non si può. E da qua abbiamo pure la possibilità di ammirare quel che resta del tramonto. C'è una bellissima luce. E il nuraghe di prima risulta proprio qua dietro, dietro queste rocce, quelle qua.